Ciao, questo è un video recensione della Mercury retrograde di Huda Beauty. Vi dico cosa ne penso io. Allora, praticamente la trovate da Sephora, non è scontabile, per cui dovete pagarla a prezzo pieno. Questa è la confezione esterna così trasparente, questa è la confezione vera e propria della palette. Cioè è fatta benissimo, per me come pack è molto molto bello. Un altro discorso degli ombretti che si trovano al suo interno. Comunque vi ho già fatto un'anticipazione di cosa più o meno ne penso. C'è un grande specchio molto utile e queste sono le cialdine colore di questa palette. Allora, dopo avervi fatto vedere queste cialdine, passo direttamente agli swatch e vi faccio passare una foto con gli swatch di questa palette. Dopo avervi fatto vedere gli swatch di questa palette, il trucco che mi vedete naturalmente l'ho fatta con questa, lo trovate se proseguite a vedere il video, alla fine ho fatto la clip del trucco occhi. Allora, cosa ne penso? Intanto iniziamo che su di me questo color Tiffany veramente non dona, non sta, non mi va bene. Io l'ho provato ad utilizzarlo e mi sbianca, mi dà un effetto, un grigiore in faccia che non mi piace, per cui è un colore che non utilizzo della palette. L'ho provato, non sono neanche uscita con questo colore che si vedesse, ci sono subito ripassata sopra con dell'altro perché veramente non mi piaceva il grigiore che mi dava. Per cui un colore escluso che non lo utilizzo. Beh, tenete conto che ci sono varie texture, ci sono gli opachi, che sono questo, questi tre, questo e anche questo qui, che è questo qui che è opaco. Gli altri sono shimmer, come questo, poi anche questo, poi ci sono queste texture che hanno anche il bianco come questo qui, che hanno dei brillantini più grossi al suo interno. Comunque hanno sempre l'effetto brillantinoso. Allora, gli opachi mi trovo bene, io non ho trovato, allora per fare la piega quelli più chiari mi trovo bene nel sfumarli. Questi più scuri che io di solito metto qui alla fine, come vedete anche in questo caso che ci ho messo questo, io mi sono trovata bene. Però come vedrete nella clip, se la guardate, io non è che trascini il colore, io lo picchietto in modo da avere un colore pieno, sia l'uno che l'altro. In questo modo mi danno un bel colore pieno e non mi fanno macchia. Ve lo dico perché io ho visto dei video in cui dicevano che questi due colori fanno macchia. Io la macchia con questa tecnica del picchiettare, di dare un bel colore intenso, non l'ho vista. Poi per quanto riguarda gli shimmer, questi, li trovo duri da prelevarci, si preleva tutto con il pennello, per cui rispetto ad altre palette di Huda questa è utilizzabile anche tutta con il pennello. Però come questo colore che l'ho utilizzato qui davanti, sempre riferendomi alla clip, vedete che ci faccio diverse pucciate sul colore perché veramente è un colore duro da prelevare e da riuscire a mettere sull'occhio. Poi passiamo a un altro colore. Questo qui è una scoperta di questa mattina quando mi sono truccata, se lo vedrete sempre nella clip. Questo qui l'ho picchiettato al centro, si può prelevare sia con il dito che con il pennello, però io ho voluto fare con il pennello. Praticamente con il pennello mi si è preso come si dice, un colore abbondante, mi è venuto su a scaglie e mettendola sull'occhio mi sono trovata una scaglia bianca
appiccicata sull'occhio, perché ho tentato di rimediare in qualche modo, di toglierla e di sfumarla. Comunque veramente è stata la prima volta che mi è uscito questo colore a scaglie, per cui questo è un altro difetto per quanto mi riguarda. Allora, in compenso le colorazioni sono belle, non mi posso, a parte il colore la Tiffany che non l'avevo mai provato sui miei occhi, ma adesso posso dire che sui miei occhi questo colore non mi sta bene. Le altre colorazioni mi stanno bene, riesco a metterlo, ma è proprio un discorso in generale, cioè rispetto ad altre palette non la trovo una palette di valore che valga i soldi, che come texture, come texture, diciamo, anche perché anche questo qui, se io prendo anche un ombretto di Too Faced, per farvi un esempio molto più di Too Faced, di Urban Decay, che è un marchio che è anni che c'è da Sephora, non ho mai trovato un ombretto duro come questo che dà quell'effetto di costringermi a dare molte passate per riuscire ad avere un effetto colore. A me sinceramente questa palette in definitiva non mi piace molto. L'ho presa, l'ho voluta provare, ha anche i suoi pregi, certo impegnandosi nel trucco ha anche i suoi pregi, però diventa una di quelle palette che non ci si trucca in 5 minuti, si deve avere quel tempo in più giusto per lavorare gli ombretti, perché non sono di facile lavorazione anche nelle cose più semplici, come fare qui la prima parte luminosa con colore luminoso, per cui sinceramente a me non piace molto. Poi vedete voi se volete provarlo oppure no, perché vedete anche questo colore ha dei riflessi bellissimi, per cui le tonalità belle ci sono, però io come texture la trovo un po' indietro rispetto ad altre palette, sia Urban Decay che Too Faced che Anastasia Beverly Hills. Io ci do un punto in più a loro e questa ci do un punto in meno, perché veramente trovo delle difficoltà nell'utilizzarla. E poi beh, vedete che facendo sfumature, a parte questo colore che l'ho messo qui sopra e su di me si nota e anche non si nota, specialmente appena messo, quando inizio a fare il trucco veramente si nota che sparisce. Per cui per me questa palette non è molto valida. Allora, io adesso volevo dire un'altra cosa invece, di una cosa di Huda Beauty che mi piace molto di più. Io in questo momento ho sui i rossetti questi, ho su Payday, che sarebbe questo, e vi devo dire che questi rossetti in stick sono bellissimi, sono opachi, e qui ne ho due colorazioni. Questo qui è quello che di solito mi metto la domenica, che se anche ci mangio sopra, perché vedete che il bullet già presenta la colorazione che c'è al suo interno, e di solito metto questo la domenica perché è quel nude tranquillo, anche se ci mangio sopra non mi fa un effetto brutto se inizia ad andare via, basta che faccia un attimo questo movimento e la situazione dà quel vedo non vedo che veramente mi piace, non sono costretta a rimetterlo all'istante perché l'effetto non è bello. Per giunta ha un'ottima durata, è confortevole sulle labbra, per cui una cosa fatta bene di Huda, vi consiglio i rossetti in stick. Ho questi due, uno si chiama Play Day, che sarebbe questo qui, ma forse non lo inquadrerà mai. L'altro si chiama Joy Read, questo qui si chiama Joy Read. Poi qui, come novità natalizia, hanno fatto due confezioni natalizie di labbra, che anche l'anno scorso c'era questa confezione, e dentro c'è un kit con una matita e sempre un rossetto in stick, e ho preso entrambe le colorazioni disponibili, una più scura e una più chiara. Allora, questi sono punti a favore, un punto a favore di Huda Beauty. Allora, prima di lasciarvi
al video tutorial degli occhi, vi dico che come fondotinta sto utilizzando il Stay Naked di Urban Decay e come correttori questi nuovi di Benefit, e vi devo dire che mi sto trovando anche bene. Per quanto riguarda il trucco occhi, sotto ho messo un primer occhi, io lo metto sempre e in questo periodo sto utilizzando un primer di Fenty Beauty, e per cui poi voi vedete voi poi che primer che vi piace utilizzare, ma io vi consiglio sempre di mettere un primer prima di mettere gli ombretti. Ok, io adesso vi lascio al tutorial di come ho realizzato questo make up occhi. Iniziamo questo make up dal colore più chiaro della palette, che sarebbe questo qui, e lo metto prendo il colore, sbatto sempre il pennello come su tutti gli ombretti e lo metto qui sopra. Lo so che sul mio incarnato si vede poco, quasi niente, però lo metto lo stesso. Adesso sempre con questo pennello qui, che è un pennello preso da Kiko, di una collezione natalizia, e lo sto veramente tantissimo usando, lo uso praticamente sempre. Allora poi continuo con la piega, prendo questo colore lilla e inizio qui a fare la piega. Ecco, questo colore vedete che già si nota di più rispetto a quello che ho messo precedentemente. Precisione, sempre da sfumatura, che questo è il 231 di Zoeva, e ci metto questo qui sempre nella piega, però più di precisione, diciamo proprio qui dove c'è la piega, giusto per dare più sfumatura. Dalla parte esterna dell'occhio e inizio con questo colore qui, che non è proprio quello più scuro, ma sarebbe questo qui. Come vedete io non è che sfumi, ma proprio lo metto sulla palpebra in modo da avere un bel colore intenso. Fino a metà e anche oltre, perché mi trovo meglio poi a sfumare quello che metto sugli avanti.
momento, anche perché con quello che cade la palpebra poi non serve che stia lì a fare chissà quale lavoro, perché poi vedete che si chiude l'occhio. Per cui lo faccio qui sull'angolino, un po' più su da questa parte, giusto per avere più o meno la stessa direzione, ma così sono fatti i miei occhi. Allora, poi sempre con il pennello piatto prendo il colore, questo qui luminoso sul rosa, e lo metto qui davanti. Come vedete questo colore cioè, scrive anche con il pennello, però come vedete ci faccio diverse pucciate sulla cialda, perché è un po' durino, diciamo, come colore. E qui adesso mi tento di sfumare i due colori, sempre se riesco a prendere il colore. Per questo effetto un po' già sfumato così. Facciamo anche l'altro occhio. Tento sempre di fare una bella sfumatura di base tra i due colori, ma ho intenzione di picchiettare al centro un colore più chiaro, giusto per provarci. Allora, prendo sempre il pennello, provo con il pennello. Di solito questo picchiettamento lo faccio anche con il dito, però mi ispira a provare con il pennello e prendo proprio il colore quasi bianco che c'è nella palette. Lo prendo sempre con il pennellino e lo metto qui al centro. Vedete che qualcosa si prende anche con il pennello, per cui diciamo che non è necessario utilizzare le dita. E faccio questo aiuto aiuto veramente, mi è venuta su una marea di colore. Adesso sfumare, aiuto, sto tentando di togliere il colore perché veramente, me ne è venuto su troppo. Con un pennello che non so quale utilizzare in questo momento, allora cerco di rimediare al danno. Comunque adesso avete visto anche che queste cialdine bisogna controllare anche il pennello e vedere quello che si prende. Allora cerco di rimediare quello che posso e questo è più o meno il risultato, diciamo così. Allora facciamo anche l'altro occhio. Vi devo dire che in questo momento è la prima volta che questo colore mi viene su a pacchi, diciamo, che è tutto un appiccicamento, ed è vi devo dire che è la prima volta. Dopo 15 giorni che utilizzo questa palette, perché adesso mi sembra di avere un occhio più luminoso dell'altro. Più o meno adesso fuori telecamera cerco di
cioè volevo un attimino aggiungere sempre questo colore che ci ho messo qui all'inizio, tentare di riscurire un po' di più la parte qui esterna e tentare di mettere a posto questo pasticcio. Ok, adesso mi metto il mascara, il rossetto e ci vediamo dopo. Eccomi tornata dopo il macello, ho messo il rossetto, ho messo il mascara che è il mascara Dark Love di Clio e questo è il risultato sui miei occhi. Allora, come risultato non è male, avete visto più o meno come lavorano questi ombretti e ok, avete già capito la mia opinione e questo comunque è il risultato complessivo che io vi propongo di questa palette. Io per il momento vi saluto e ci vediamo la prossima volta, ciao!